Bella raga, ciao a tutti, noi Comandone Veneziano, andiamo avanti con le Olimpiadi Comandiane, dovevo chiudere per la giornata delle Olimpiadi hockey su ghiaccio femminile, o quello maschile, scusate ragazzi, ho un piccolo panico comendiano, siamo alla giornata 4, no, hockey femminile, che sarebbe chiaramente maschile perché non c'è quello femminile su NHL. Siamo Italia-Francia, vediamo un po' cosa è successo, è passato Canada, Finlandia, Norvegia, credo, Svezia, USA, Svizzera, Polonia. E adesso c'è Italia-Francia, ragazzi, speriamo bene, perché chiaramente siamo comunque a un livello non semplice e l'Italia nell'hockey purtroppo, insomma, non è proprio lo sport nazionale. Ecco, anche se in realtà il nostro sport nazionale è il calcio, facciamo da cagare. Boh, andiamo, raga, per l'hockey su ghiaccio Olimpiadi Milano e Cortina 26. Ci giochiamo tutto, ci giochiamo la gloria, l'onore. Vai, Fioi! Dai, ragazzi. Vai. No, c'ho subito male. Mamma mia, partiamo malissimo. Vai Kume, vai Kume. Quanto amo sto sprolo, che è bellissimo come sport, Fioi. C'è tiro! Mamma mia, per poco. Mamma mia, per poco. I face-off non li vinco neanche per sbaglio. Bravissimo. Poke check. Bravissimo, bravissimo. Dalla di qua. No, fanculissimo. No, merda. Bravissimo Franza. Quanto me lo godo il signor Franza. No. Cosa è successo? Dai Fioi. Lumberjack, per me è Lumberjack lui. Niente, non insieme un face off neanche per sbaglio. Gol della Francia. Speriamo che quel bonus ce l'hanno USA e Canada, ma la Francia ci purga così. Ok, femminile. Non è cominciato bene. No. Mamma mia, quanto l'ho rischiata, Fioi. Calma, calma, relax. Dai, prendila. Mamma mia, stiamo soffrendo, si soffre. Si soffre purtroppo, rischiamo di uscire al primo turno. Il palazzetto è festante, ma non sappiamo cos'è il face off, ragazzi. No, power play per la Francia, vabbè. Va bene. Dai raga, proviamoci, non è impossibile. Qua miracolo il portiere, ma stiamo soffrendo tantissimo. Power play francese, attenzione per l'Italia, vuole essersi nel power play godo. No, erroraccio italiano. Miracolo nostro qua. Vai. Errore francese. Tira! Non ci credo. Non ci credo, vaffancuore.
I power play siamo fortissimi in power play. Cioè sì, in power play, in face off. Bravo. No, ho sbagliato tutto. Sorry guys. Bravo che sbaglia. Bad shot. C'è Leclerc, siamo contro Leclerc. Dai che roba nostra. E la passiamo a noi. Tanti errori. Ora come passano i francesi. No, la regaliamo. Dalla di là, vai in culo, face. Le dura. In questo momento siamo fuori da tutto. Bravo portierone. Si tiene a galla il portiere, bravissimo body check. Dai che la sbaglia. Impazzito, sono impazziti. Ancora, ma sgambetto, ma dove sgambetto? Lo giochiamo in casa, ma l'arbitro è contro. Mamma mia, miracolo, ancora del portierone, poi cappelliamo. Siamo in piena sofferenza, signori. Siamo in piena sofferenza, purtroppo. Ed è colpa di Lumberjack. Dai, Lumberjack. Questa è bella. Dai che siamo in... Dai! No! Fuck off! No! Peccato. Bravissimi. Fallo. Niente, a noi niente. No, è brutto questo contropiede. Graziati ancora. Bravi, buttiamo su. Gasatissima la telecronista donna, mi gasa. Buono, non è offside. Oh, ha finito il primo quarto. Le dura. 1-0 Francia, ma ci siamo. Niente, non ne vincemo meso. Ancora siamo a galla grazie a Gianluigi Occhi e Buffon. Ne prendiamo mezza. Tira Matera, cazzo! Gol palo! No! Non ci credo! Non ci credo. Che ladrata, palo scandaloso sulla linea. Niente, non ne vincemo, devo capire sto face cazzo però. Il face off non ricordo proprio più com'è. Bravi. Ancora miracolo di Lumberjack. No, non è Lumberjack. Voglio il record di Lumberjack. 12 face off vinti a 0. Si gode. Come abbiamo rischiato. La partita che stiamo rischiando. Bravo, gol. Qua non so cosa è successo. Ancora miracolo. No, non possiamo. Anche questo salviamo. Che passaggio! Attenzione, un po' a culo, ma... Francia superiore, cioè noi siamo pippe. Ero forte una volta con gli occhi, ma tanto che non gioco, non ho avuto tempo anche di allenarmi. Cioè.
Lei è dura, lei è dura. Ah, questo? Ancora. Merda. Gol, gol. Anche qua miracolo. Dai, amore, dai, amore. Tira, cazzo! Tira, tira! Cosa mi ha preso Ionen? Cosa mi ha preso Ionen? Cosa mi ha preso Ionen? Sto figlio di una brontosaura. Il face off. Bravo. Dai frigo, dai frigo. Già questo. So che sfigato però, Grande. No, che ho sbagliato, qua devo fare una finta che ho fatto la cagata. Ma mi salvo, ma mi salvo. Niente. No, non posso, non posso. Oh, attenzione, botte, botte. E subito botte. Ma vaffanculo. E crepa. WWE, signori. E vinciamo almeno la battaglia, Fioi. Grande. Almeno ho vinto la battaglia. Tutte e due fuori comunque. Voglio vincere un face-off, l'obiettivo, altro che medaglie. Piacerebbe portare una serie su NHL, ma la vedo un po' improbabile. Dai, dai, amore, dai, amore, dai. No, che sfiga. Beh, è nostra, è nostra. No, calma. Questa può essere una bella occasione. Gol. No, neanche questo. Neanche questo. Neanche questo. Che c'è una modalità carriera che è molto bella, col personaggino. Le giornate di con Hockey volevo farla prima, farla vedere, dopo resto fare solo l'ultimo quarto, però ho paura che sarà anche l'unica partita dell'hockey femminile almeno. No! Offside. Comunque tanto bello, NHL è sempre un gioco stellare secondo me. Che è molto di nicchia. Questo lo so. Godo. Finisce però il secondo quarto. Siamo l'ultimo. Sempre una 0 aperta tiratissima, tiratissima qua. Milano e Cortina 26, Olimpiadi. Control. Dai, che cazzo, però. Oh, c'ho Leclerc. Miracolo, gol. Purtroppo c'è il gol di Leclerc. Adesso è dura. Adesso è dura, il coach italiano è furioso. I francesi stanno dimostrando di essere superiori. Ci vuole da un miracolo di più. Almeno riaprirla. Peccato. Niente, arrivano sul pallone, sul dischetto arrivano prima loro sempre. Miracolo senza senso. Bello, questo è un bel passaggio. Ma ragazzi, non arrivano sempre per primi.
Vai. Vai Frank, vai Frank. Cosa mi ha preso? tonight. 25 giri a 9 ci dimostra come stiamo veramente giocando male. Off the draw, they take possession. Francis looking to break out. Team Francis across the blue line. Bravo. Reed with the stick. Can't keep a hold of it. And that's intercepted by Boudon. Dai, buttalo giù. Bravissimo Costner. Questo è un bel contropiede. Questo è bello. Questo è bello. E a chi la passiamo? Allo stronzissimo francese. Passala subito. È finita ormai. Lo segnala adesso. Dai, dai. Dai là! La segna, che gol! Siamo ancora bene! Siamo ancora bene! Siamo ancora bene! It's much needed too, James. You get to the playoffs, you want to make sure that your teammates have trust in you and you have trust in yourself because you want to be an impact player. That's a nice start. Siamo ancora vivi, cazzo! Male, con Tomigasa, l'hockey. Non è finita. Non è finita, Beppe. No, che brutto passaggio qua di Bernard. Ma recupera, Bernard recupera. Ti prego, amore mio. Non ci credo. Tira! Miracolo! Ci siamo svegliati adesso. No, non perderla, non perderla, non perderla. Bravo. Vai Franza. No, me la... Ah. Tira! Siamo in power play, manca un minuto. E sono una merda nei face off. Non ci credo, non ci credo. Non meritiamo di perdere nell'ultimo quarto. Siamo in power, vanno la palla, il dischetto loro. Bravo Cube. No, non perderla Cube. Oh, ma fai schifo. Ti prego. Che tiro di merda. Adesso mai più la prende il portiere, non ci credo. Non ha senso tutto ciò. Non ha senso. Che sfiga. Dai che la perde? E fa. No, sei una merda allora. La recuperiamo però mancano 29 secondi. All'ultimo respiro, all'ultimo respiro, all'ultimo respiro, all'ultimo respiro. Che tiro di merda. Mi viene ancora bene il tiro. 13 secondi, stiamo uscendo a testa altissima, però è il primo turno, cazzo. 11 secondi, guarda come la buttano via le merde, è finita ragazzi. Finisce qua. Finisce qua, fuori il primo turno, ma con onore. Vediamo le medaglie. Finish game. Peccato, peccato, peccato. Fuori con onore, ma sempre fuori siamo purtroppo. Ora vediamo Canada, Finlandia, Svezia, Norvegia, Svizzera, USA, Ukraine, France. Cazzo, Canada fuori, quindi... Eh sì, si giocano le medaglie, queste 4 sono 2 bronzi, quindi fuori Stati Uniti. No, incredibile, incredibile. Finlandia, Norvegia, Ukraine, Svizzera. Allora, abbiamo bronzo
per la Norvegia e per l'Ucraina. Allora, bronzo. Scusate, sono in panico. Scusate, allora, Ucraina. Allora, io sono deficiente ora, però. Tutto in diretta. Ucraina 001 e Norvegia. Così un po' di suspense 001. Boh, adesso abbiamo la finale Finlandia-Svizzera. Attenzione, la Svizzera vince l'oro. Quindi Svizzera oro e Finlandia argento. Incredibile questo hockey femminile comunque. Raga, ci vediamo per le prossime gare. Ora ragazzi, ho già aggiornato il medagliere con le medaglie dell'hockey. Oggi, per non fare un video troppo lungo, possiamo fare pattinaggio Vancouver. Allora ci spariamo il doppio pattinaggio Vancouver e godo. E il biathlon. Un biathlon di Winter Game e un biathlon di Torino. Perfetto. Vai, short track. Passato all'università 500 metri abbiamo Svizzera. Vediamo chi è l'Olanda. Italia. Lane 2, Italy. France. Lane 3, France. E Finlandia. Direi che la Svizzera è l'Italia e l'Olanda. Go. Go, 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 go. Vabbè, non possiamo dare un doppio oro all'Olanda, ragazzi, eh. Mi sono rotto il cazzo del doppio oro olandese. Al massimo uno. Guarda che culo. Scelgo Olanda-Svizzera, la Svizzera è quella che pompa. Va in culo, va. Qua possiamo vincere, raga. Attenzione, attenzione! La finale. No, erroraccio mio! Erroraccio mio! Yes! Gold medal. E godo. E godo. E godo. Vai, raga. Vai. Mettiamo, no, Polonia no. Facciamo sempre la linea 1. Corea, vai. Corea. La Corea e l'Olanda. Vai, 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 vai. Relax, relax. Tanto l'Olanda si è preso oro e argento, perché quando possiamo scegliere, l'Olanda prende l'argento di piazzamento più l'oro di bonus, che è una posizione in più. Se invece non scegliamo la nazione, ha solo la medaglia di conquistata. Cioè, nel senso, tipo, non so chi è, quali sono le nazioni prima. L'Olanda si prendeva l'oro, ma non anche l'argento. Sto già spiegato, lo rispiego, però attenzione, la Polonia pompa, porca puttana. Sto perdendo l'oro. Non posso perdere l'oro. It's a gold medal, 2 medaglie nello short track, l'Italia domina. E godo. E l'Olanda si ciuccia anche loro, infatti Corea ha argento e bronzo, godo. Vai raga, andiamo. Vai raga, andiamo. Non vedo di portare NGL biathlon. Sempre partenza sublime. Qua però siamo forti nella parte sparo, perché la CPU anche a livello difficile è un po' scarsa a livello di sparo. Vabbè, vediamo. Non vedo di portare il pattinaggio artistico, ragazzi.
Cioè, veramente si gode il pattinaggio artistico. Si gode, si gode. Stiamo pompando, stiamo pompando. Checkpoint. Niente, nella fase dello sci veramente facciamo cagare. Tra poco comincia anche l'alpino, che non vedo l'ora, anche perché ho i bonus. E siamo primi, quindi speriamo bene. Mentre la parte proprio qua andiamo male, cacchio. Ma dove le porta? Chi porta le Olimpiadi come le porta il Cume, ragazzi? Cioè... Dai, 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 dai. Dai Paolino. Non siamo lontani. Non siamo per niente lontani. E se spariamo bene... So dolori da panzas. Go go go, Kume go, Kume go, Kume go. Checkpoint. Che bello. Dai vecchio mio, dai vecchio mio. Godo, godo, godo. L'importante è rimanere in scia in questa fase qua, che siamo quella dove siamo più scarsi. Anche se siamo a 2 secondi, insomma, cioè siamo là. Ok. Ok, vecchio mio, dai. Adesso vediamo gli avversari, ma è al secondo giro che tanti sbagliano. La parte, lo sparo in piedi, diciamo. Detta proprio in maniera un po' erotica. Dai, figli. Dai, amore. Sutherland, siamo contro Donald Sutherland. Poi. Godo. 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 Molto good, molto good. Bene che Sutherland. Bene che Giampaolo Sutherland. Però più lento a sparare. Mamma mia, Sutherland. Un bell'uomo, ma c'è una bella donna in realtà, ma... No, no, sono una pippa. No, mi sono fermato. Perché ci fermiamo? Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Perché può essere il terzo oro di giornata. È una giornata memorable, detta in inglese di padrelingua. Dai Beppe, che abbiamo un key bonus tra un po'. Giochiamo in casa, quindi la squadra di casa deve avere i bonus. Oh, rimaniamo davanti, eh. Siamo vicinissimi con gli americani barra norvegesi e i giapponesi, se non erro. E se non sbaglio lo sparo, ero sicuro perché sono più veloce e più
preciso degli avversari. Da sperare a questo punto, per non dare l'oro alla Norway, una Norvegia terza. L'Australia ormai la vedo male. C'è un boato qui a Milano e Cortina. Dai ragazzi, dai ragazzi. E che vogliamo? Attenzione, sta arrivando, USA barra Norway. E adesso ci giochiamo l'oro olimpico. Anche se, ripeto, se non cappelliamo. Dai, boss. Godo. Sbaglia il Giappone. Anche Sutherland. E noi no, e noi no. Sbaglia l'Australia ancora. Per noi è oro. Grandissimo oro, oro. Rischia, gli Stati Uniti e Norvegia rischiano per tutti e due a fare il giro. Noi vinciamo in maniera sublime. Terzo oro di giornata. Mamma mia, giornata mostruosa per i colori azzurri. Vediamo. Alla fine ce la fa Sutherland, quindi comunque è oro norvegese. Vediamo se riusciamo a prendere a cacchio di 4 medaglia. anni fa Kati Wilhelm Uschi Diesel ha potuto festeggiare una doppia vittoria tedesca. La favorita Magdalena Forsberg arrivò terza. Grande Magdalena. Si parte. Buon ritmo adesso. Dai. Vediamo cosa combiniamo. Vediamo cosa combiniamo qua, che veramente abbiamo Una velocità adesso estremamente elevata. fatto. Sì, ma così si stancherà presto e si potrebbe ripercuotere anche al poligono. Siamo la prima settimana, ragazzi, Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle riserve nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Stiamo andando molto bene, secondo me. Vediamo. In pista finora è stata Sì. molto convincente. Sì. Vedremo Però adesso sparare bene. come se la cava con la carabina. Perfetto! Secondo centro. 3 centri. Continua così. Godo. Vai. 5 spari, 5 centri. Così si fa. Come si fa? Vimpino. Dai, tesoro mio. Dai, sta su. Ha un ritmo veramente veloce. Beh, speriamo che non esageri. Per il momento stiamo andando alla grande, secondo me, se becchiamo il quarto oro per la giornata. Sì, Siamo ancora prima.
Bene, ed adesso il campo, alla seconda sessione di tiri. Però non ho mai sparato bene. Il primo è andato bene. Altro centro. Anche questo. Adesso un altro. Godo, mamma mia, bene. E adesso ci giochiamo veramente tutto. Ho un po' sbagliato. Dobbiamo fare meglio sicuramente in sto punto, Ben dato tutto, però nessuno qua veramente ha fatto più del possibile. Tiri senza errori. Buona corsa. Può essere soddisfatta. Vediamo. Sì, lo penso anch'io. Quarto posto, incredibile. Incredibile. Adesso vediamo qua che penso sia l'Olanda, quindi la Norvegia non si becca l'oro, vediamo un attimo solo. Sì, per la Norvegia è un argento perché non c'è il doppio, ovviamente, la doppia medaglia, quindi si becca un argento perché è arrivata terza, insomma, con l'Olanda. Pazzesco. Quindi Norvegia comunque, anche la Norvegia è sfortunata a queste Olimpiadi. Ragazzi, ecco il medagliere, torniamo in testa, però è tutto stracombattuto, 11 ori contro 10 tedeschi, ferma questa giornata, 0 medaglie, Olanda 8, Finlandia 6, la Finlandia sta continuando ad andare bene, la Norvegia sta un po' salendo, ma fa fatica con 5, siamo già molto avanti rispetto alla Norway. E niente ragazzi, chiaramente ho deciso di mettere nel biathlon sci di fondo, se non c'è la Norvegia appunto, perché purtroppo non posso vederlo prima, quella che ha vinto meno medaglie, proprio per un discorso di compensazione, ma che poi alla fine è molta casualità anche su questo. E basta, insomma, raga, un bel medagliere, siamo in testa, però è chiaro che il pericolo Norvegia c'è sempre perché manca ancora tantissimissimo fondo. E noi nel fondo siamo scandalosi. La Germania, attenzione, perché se piglia qualche altra medaglia so cazzi, e gli Stati Uniti li vedo un po' in difficoltà stavolta. Raga, sotto il comandante veneziano, nella prossima giornata chiudiamo questa, quindi c'erano 2 di biathlon. Andiamo su step o steep per lo slopestyle, l'halfpipe o l'halfpipe. E poi vediamo quanto riusciamo a fare della 6 con tutto Torino tra pattinaggio di velocità, trampolino e biathlon, quindi tanta bella robina. E poi il giorno 7, 8 e 9 a Bia. Lo scelpino dove ci sono anche i bonus perché giochiamo in casa. Ciao!